Ciao a tutti ed eccoci alla nuova puntata di Soundtrack City, la città della musica visibile. Oggi parliamo con un ospite, si chiama Marco Streccioni. Marco Streccioni è un fonico, un ingegnere del suono che ha fatto una cosa tipo 500 film e 500 colonne sonore. Ha lavorato con Piovani, con Donaggio, con Morricone, con Carlo Siliotto, con Luis Bacalov e via discorrendo. Ma parlando con lui ci siamo resi conto che molta della sua vita professionale si svolge in Bulgaria, ed ecco perché ho qui con me questa signora che si chiama Jana Jakobeva, che è la direttrice dell'Istituto di Cultura Bulgaro. Ciao Jana. Ciao ragazzi. Che parla, come sentite, benissimo l'italiano, per cui sono amico di Jana da tanto tempo e da tanto tempo vado alla festa del cinema bulgaro, dove ho capito che la collaborazione tra Italia e Bulgaria nel cinema e nella musica, insomma, è di vecchia data. Parlaci un po' di questa collaborazione che c'è da sempre tra Italia e Bulgaria nell'ambito cinema, nell'ambito musica per il cinema. La prima cosa vi voglio salutare dall'Istituto Bulgaro di Cultura, che si trova alla casa di grande basso Boris Christov, in pieno cuore di Roma. Bellissimo, che per noi è un dono che abbiamo avuto da lui, che è rimasto, è la musica che fa sempre la parte della nostra vita, dalla musica lirica fino alla musica moderna e sempre la musica del cinema. Quest'anno speriamo tantissimo, faremo la 13ª festa del cinema bulgaro a Roma, che comincerà, guarda caso, con un concerto proprio della musica del film bulgari. Io più di altro sto pensando che ogni volta quando vedo il nome di Marco so che la musica è passata anche dalla non solo dal cuore, dall'anima di Bulgaria, perché lui ama Bulgaria e per questo tante delle bellissime cose che ha fatto con Morricone, con altri, perché per film e anche per tanti fiction che vanno sul grande schermo e anche sul piccolo schermo, e per questo sono contentissima che Bulgaria è sempre un pochino fa parte della cultura italiana, più di altro con la musica, e quando la fa anche con la cinema io sono non contenta, proprio la gioia per me di più. Senti, io infatti ricordo che una delle ultime cose che ho visto in qualche modo organizzata da te è il concerto del coro delle voci bulgare, che poi ne parlerà Marco, con un ospite che era Lisa Gerhard, che è la cantante della colonna sonora del Gladiatore di Hans Zimmer, ed è stato un concerto bellissimo. Poi so che l'avete invitato più di una volta al coro delle voci bulgare in Italia, no? Sì, ora al fine dell'anno Peter Dundakov farà un concerto più piccolo, che spero che tutti voi sarete i nostri ospiti, spero che tutto si succederà, e sono orgogliosa che quella musica va a tutto il mondo. Piano piano la cultura bulgara sta prendendo il suo posto in momenti difficili come questi giorni. Meno male che c'è la musica, perché viviamo con lei, meno male che c'è il cinema, perché viviamo con questa piccola cultura che possiamo riprendere. Va bene, anche ognuno per conto suo, ma la prendiamo, che è una cosa bellissima. Va benissimo Jana, io ti ringrazio di questo tuo intervento, ti saluto, un abbraccio, speriamo di rivederci fuori dal vivo, e ciao, grazie. Ciao, doviždane, come dicono in Bulgaria. Ok, ciao. Allora, benvenuti a tutti, come già detto, è qui con noi, appunto, anzi con me, perché visto che siamo tutti ognuno nelle proprie case, Marco Streccioni. Ciao Marco. Ciao Marco, piacere ancora di vederti qua. Allora, già ci siamo visti, anzi sentiti via radio, adesso è un piacere vederti. Un po' continuiamo il discorso e rifacciamo il discorso che abbiamo anticipato
Allora, Marco Streccioni è un ingegnere del suono, cioè colui che registra le esecuzioni dei musicisti o delle orchestre all'interno di uno studio di registrazione. Tu ti sei specializzato, diciamo così, sulle colonne sonore. È evidente che se vado a vedere la tua produzione è preponderante appunto la realizzazione di colonne sonore. Questo passaggio è avvenuto volontariamente o ti è capitato proprio per occasioni della, diciamo così, della tua carriera? È capitato nell'evoluzione di un lavoro, nel senso che io quando ho cominciato nel lontano 75 mi occupavo di come recordista, la nostra si chiamava recordista, era recordista, quello che praticamente schiacciava play e record e registrava sul registratore quello che succedeva, e c'era il tecnico del suono, per cui quando ho cominciato si faceva discografia. Ho cominciato il primo giorno di lavoro, mi sono trovato davanti i cugini di campagna che il disco dopo Anima Mia, questo per dire. Okay. E quindi diciamo dal 75 all'80 si faceva discografia, per cui tutto quello che c'era a quel tempo, Morandi, De Gregori, vari gruppi che poi nel tempo si sono succeduti, insomma il Rovescio della Medaglia, insomma tutta una serie veramente bella perché insomma in quegli anni c'era un'evoluzione musicale dei gruppi enorme. Di questo facciamo una puntata a parte, perché quindi se hai collaborato anche col prog italiano di quel tempo, volentieri. E poi è successo che negli anni 80, nel 1980, il tecnico con cui lavoravo, di cui ero l'assistente, Franco Patrignani, ha deciso di rilevare la Forum, che a suo tempo si chiamava Orthophonic, e l'Orthophonic era lo studio di punta delle colonne sonore. I proprietari erano Morricone, Piccioni, Trovaioli, Bacalov e Ortolani, per cui... Per chi non lo sapesse, la Forum è uno dei templi proprio riconosciuti della registrazione musicale a Roma, ma non solo a Roma poi. A suo tempo alla Forum esistevano due studi di registrazione: il grande studio A, che c'è tuttora, dove si registravano colonne sonore di 60-70 persone ed era appunto il tempio della colonna sonora italiana, e poi c'era uno studio più piccolo dove si faceva discografia. E logicamente io e Franco faceva anche orchestra, ma diciamo eravamo più mirati sulla discografia, e noi eravamo più in questo studio. Poi col tempo, mano a mano, io dentro questo studio a fare batterie, chitarre elettriche, poi era il periodo dell'heavy metal, insomma è stata una gestione molto... E nel frattempo di là sentivo che c'era questa orchestra, che per me era un po' fuori dalle mie corde. Mi è cominciato a piacere. Di là c'era un tecnico meraviglioso che si chiamava Sergio Marco Tulli, ed era insomma uno dei capi che veniva dalla vecchia RCA, eccetera. Un altro nome storico, sempre per chi non lo conoscesse. Tutta insomma da Nino Rota a Fellini, di tutto insomma. E quindi io zitto mi sono messo a seguirlo, quello che faceva. Le prime volte mi mettevo sul divano, rubavo con gli occhi eccetera, e poi mano a mano gli ho chiesto se potevo fargli l'assistente. E quindi diciamo l'innamoramento è stato dell'orchestra e della colonna sonora. Mi stai parlando di che anni esattamente? Esattamente 1980, perché io dal 75 all'80 ho lavorato alla Sony, l'80 sono passato alla Forum e da lì è stato il mio cambio, diciamo, mano a mano. Ok, allora adesso prendendo IMDb, in generale noi andiamo a vedere la pagina di Marco Streccioni. Io già l'ho vista, adesso la ridigito e vedo che IMDb mi dà 397 titoli. Sì, no, per essere lì sono 300 perché sono divise in varie categorie. Sono in totale di colonne sonore sono circa 550, sono divise in music department e suono. Sì, diciamo che in questi anni mi son dato da fare. Guarda, ti comincio a dire qualche nome, magari ti viene in mente qualche cosa. Allora, leggo Diavolo in corpo del 1986, il film, se non vado errato, di Bellocchio, no? Sì, Dico bene? Sì.
con Crivelli come compositore, che io è un compositore che adoro proprio, sì. Ci ho lavorato in un film di Bellocchio, di Fai bei sogni, forse l'ultimo che ha fatto con Bellocchio. Poi vedo Madonna che silenzio c'è stasera di Nuti del 1982 e via dicendo. Ecco, se io ti dovessi parlare di quel periodo, che cosa ti ricordi di quel periodo dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista del fermento che c'era? Ma quello che c'era in quel periodo era giusto un fermento. Quello che purtroppo mano a mano si è fermato, lì c'era molto più in prevalenza la parte artistica, la parte creativa sia del regista sia dei musicisti. Abbiamo dato due titoli differenti. Quello di Marco Bellocchio, lì c'era l'orchestra, quindi c'era una partitura dove l'orchestra doveva eseguire, e poi in studio una volta per fare una colonna sonora non si stava come adesso 2 giorni. Una volta che stava una colonna sonora si faceva in 5-6 giorni, per cui se c'era qualche problematica su qualche scena da definire, c'era il compositore che veniva in regia insieme al direttore, al regista, si discutevano dove erano i cambi, c'era il copista in loco. Il copista è quello che poi, una volta che il compositore scrive la parte, deve immediatamente copiare i singoli musicisti. E quindi che succedeva? Magari l'orchestra stava ferma un'ora perché bisognava cambiare una scena di 20 secondi e così. E quindi c'era la creatività, era in studio e si faceva molto in studio. Sembra che sia più dispendiosa a livello economico, ma alla fine... infatti quello sarebbe un discorso interessante, come sarebbe un discorso interessante il fatto che tu non sei un nativo digitale come me, d'altronde, esatto. e hai assistito al cambio epocale che c'è stato dal punto di vista non solo della ripresa sonora, proprio della lavorazione di qualsiasi cosa, sia fonte audio che video. Quando io ho parlato degli anni '80 intendevo dire, io mi ricordo ancora che quando ancora c'era il nastro in sostanza, adesso è tutto completamente digitale, quindi credo che gli anni '80 erano proprio il momento, credo, a cavallo tra le due cose, se non vado errato, no? Avevamo ancora l'analogico, quindi c'era il 24 piste, ancora non era uscito il digitale Mitsubishi o Sony che era 24-32 piste, e in sala non c'era la videocassetta o niente, nella sala grande della Forum c'era il proiezionista che proiettava sul grande schermo l'immagine. Meraviglioso. E quindi c'erano i sincroni, non c'era il click come lo intendiamo oggi che metti col click col computer avanti, c'erano delle croci durante la scena mentre seguiva il film, delle croci, delle barre che ti portavano al sync dove la musica doveva cadere in un certo modo, per cui stiamo parlando pensa che il lavoro artigianale che c'era dietro, bisognava una volta tagliare il nastro e c'era tutte, come posso, una serie di tecniche, lì apriamo altri discorsi che sono e poi appunto per finire, poi l'altro film che hai nominato, appunto, Madonna che silenzio c'è stasera, con Francesco Nuti, che era un genio assoluto, con la sua banda, chiamiamola, quindi batterista, chitarrista, eccetera, e lì non c'era niente di scritto, lì c'era loro che venivano in sala, avevano le idee e praticamente si faceva la colonna sonora sulla scena in quel momento, a parte le 2 o 3 canzoni che sono molto carine, appunto, che hanno fatto. E quindi ecco, queste erano i due e lì forse la tua esperienza nell'ambito della produzione discografica ti è servita lì moltissimo, perché logicamente non tutti quante le colonne sonore vengono fatte da un Morricone o da ma questo non parliamo di bravura, di tecnica, di realizzazione di una colonna sonora, per cui di realizzazione in generale. Certo. Allora, vado avanti una decina d'anni, arriviamo negli anni 90, c'è Un eroe borghese, film di Michele Placido del 1995. Certo, Pino Donaggio naturalmente con Natale Massara, che è una coppia mondiale, perché non scordiamoci che Pino Donaggio ha fatto, mi pare, 6 film di Brian De Palma, insomma. Donaggio nella scrittura è incredibile, perché riesce a descrivere i suoi personaggi in maniera incredibile, per cui lì adesso si chiamerebbe docufilm,
È vero, ed è uno dei primi forse che è uscito. È uno dei primi, e per cui ed è eccezionale. Si parlava di un fatto, appunto, bisogna rimanere su determinate righe. Si parlava, per chi non lo sapesse, di Ambrosoli, Sindona, eccetera, eccetera, tutti i personaggi che nella storia d'Italia hanno in vari modi, voglio dire, inciso e parecchio, soprattutto di quegli anni. Con Pino Donaggio, non lo so, quanti film hai fatto, mi hai detto, perché Io non sono stato fortunato perché, a parte che era uno dei miei idoli, quando ancora sono passati negli anni '80 alla Forum, pensare di lavorare con Donaggio, con Morricone, con Trovaiolo, Ortolano, tutti questi era un mito, per cui è la fortuna. Con lui ho fatto, credo, un centinaio di film. Credo dal 92-93 il 99% dei film l'abbiamo fatto insieme, quindi... allora, ecco, a proposito del rapporto che in qualche modo nasce tra regista, musicista e tecnico del suono, in questo caso tra i compositori e il tecnico del suono, su Nostromo c'è una bella storia che tu ci hai raccontato a proposito poi di un altro tema importante della tua vita professionale, che è appunto il rapporto con la Bulgaria. Nostromo 1996, colonna sonora di Ennio Morricone. Ci vuoi raccontare quello che è nato, soprattutto i tuoi consigli a Ennio Morricone? Hai dato consigli, quest'uomo dà consigli a Ennio Morricone. No, vabbè, sono le collaborazioni e le cose, nel senso che a quel punto c'era da fare questo film. Questo film era sulla riga di Mission, il produttore era lo stesso di Mission, ed era la storia, una bellissima storia molto epica, per cui c'era bisogno di un'orchestra e c'era bisogno anche di uno strumento portante. Su Mission lo strumento portante era il Nai, suonato da Zamfir, e logicamente qui Morricone cercava un altro strumento che fosse uno strumento portante di questa. Io in Bulgaria già ci lavoravo da 3-4 anni, e pure per me è stata una scoperta, perché rimanendo sempre in un ambito tu non conosci vari strumenti che sono di altri paesi, altre sonorità eccetera, e ho imparato lì, come poi nel tempo in altri paesi nel mondo, ho imparato che c'erano degli strumenti, tra cui c'era uno strumento che era il caval. Il caval è praticamente uno strumento a fiato, possiamo definirlo un flauto, ma è riduttivo. Intanto lo facciamo sentire sotto, così ci si rende conto di che cosa si tratta. Perfetto. È uno strumento che viene suonato con la voce e con il suono dello strumento. E quindi quando con Morricone c'è stato questo incontro che con il suo produttore per fare questa cosa si è parlato, e io gli ho buttato lì che c'era questo strumento che poteva piacergli. E logicamente lui è stato molto interessato e mi ha chiesto: vabbè, posso sentire qualcosa? A suo tempo non è che c'era internet, c'era qualcosa, eccetera, per cui ho rimediato dei dischi, dei 33 giri che non sono arrivati con questi strumenti, glieli ho mandati, e poi niente, lui si è innamorato, gli ho messo in contatto con un musicista, si sono messi d'accordo sulle chiavi, le tonalità dello strumento, eccetera, eccetera. Ed è nato quella bellissima colonna sonora. Titoli di testa, poi. Esatto. Poi sì. un grande, per dire quanto Morricone ha apprezzato questo strumento e la musica scritto lì. Quando poi Morricone ha vinto il suo primo Oscar, c'è stato un CD che si chiama We All Love Morricone, dove c'è Springsteen, altri grandi artisti che cantano Morricone sulle note sì. di Morricone, e Morricone ha inserito dei brani all'interno di questo doppio CD, e tra i brani che ha inserito i titoli di testa di Nostromo con questo cavallo. C'è anche quello. La vita di Marco Streccioni si intreccia di tanto in tanto con la discografia, con il rock, con la canzone, eccetera eccetera. Adesso vi facciamo sentire sotto un altro brano che non c'entra direttamente con lui, perché trattasi del Pippero di Elio Le Storie Tese, però c'entra con il coro che ha utilizzato Elio Le Storie Tese in questo disco, cioè sto parlando del Mistero delle voci bulgare, e ritorna la Bulgaria nella vita di Marco. Mi dici che cosa c'entri tu con le voci bulgare?
Il cinema, la colonna sonora evocativa, il cinema, quello che ti permette di fare con dei suoni, con degli strumenti, con delle voci, ricreare delle atmosfere. Qui, a parte Elio, che è un genio indiscusso nel suo campo, Sì. quando l'ha sentito si è innamorato e ha fatto questo famoso pippero che in bulgaro il pippero è il peperone, quindi è una canzone popolare in bulgara. Lui l'ha rielaborata e ha fatto questo meraviglioso pezzo. Sì. Per cui io quando facciamo colonne sonore, quando c'era una colonna sonora che parlavo col compositore che mi chiamava, sai, dobbiamo fare questa colonna sonora, eccetera, e mi spiegava il tipo di colonna sonora, io di tanto in tanto davo non delle dritte, ma dico perché non usi questo e quell'altro. E le voci bulgare. Specificatamente in un film che si chiama Nomad di Carlo Siliotto, un film che è stato anche nominato ai Golden Globe, insomma, produzione americana, eccetera, eccetera. Gliene ho parlato, lui in parte già lo conosceva perché già era venuto in Bulgaria per un altro film e quindi ha fatto questo brano, titoli di testa di questo Nomad, un brano, un film epico, dove ha messo insieme le voci bulgare, le voci kazake, l'orchestra nazionale di Sofia, l'orchestra di Kazaka, ed è uscito fuori per cui non si parla più di dove vengono i suoni, si parla di cinema, di musica. Sì, quindi diventa alla fine un mix di varie fonti sonore, di musica tradizionale, scritture di vario tipo. Peraltro io sono innamoratissimo delle voci bulgare, che hanno delle armonizzazioni pazzesche, e tu mi dicevi che spesso queste donne, queste coriste non leggono neanche la musica, quindi certe cose vengono dalla tradizione e basta, se ho ben capito. Loro non leggono assolutamente. La cosa bella è che questo coro è fatto soltanto di donne. Quando utilizziamo questo coro noi prendiamo non prendiamo delle coriste come succede per un brano pop, delle coriste. Questi sono proprio dei gruppi, e 20 persone, 20 donne, parte dalla dodicenne alla novantenne. Per cui il problema, ogni volta che io sono state usate le voci bulgare, al compositore gli ho detto espressamente: non devi fare l'arrangiamento per le voci, tu devi dare la melodia, loro se l'arrangiano, perché altrimenti diventa un coro normale. E tant'è vero che tutti quelli che hanno utilizzato le voci bulgare hanno dato la melodia, loro se lo sono armonizzate a modo loro e esce fuori quel fantastico suono. È meravigliosa, questa cosa è veramente meravigliosa, perché a questo punto è una tradizione che non so da quanti anni o forse secoli esiste, ma credo, non lo so, ma se vi capita di poterle sentire, lo dico a tutti quanti, andatele a sentire, ogni tanto vengono anche in Italia perché è veramente una grandissima esperienza. E con questo film siamo arrivati nel 2005, dico bene, se non vado errato. Ecco, nel frattempo ormai il digitale è nato, cresciuto e pasciuto, come si dice. Che rivoluzione, dimmela brevemente, che rivoluzione ha portato nell'ambito della registrazione musicale? Ma una rivoluzione totale. Quando si lavora con un'orchestra specialmente si riesce ad avere dei suoni, delle sonorità che prima con l'analogico non si riuscivano ad avere, perché comunque un violino, un pianoforte con tutti la ricchezza dei suoi armonici, un buon 30% di tutta questa ricchezza degli armonici era mangiata dal fruscio del nastro, per cui adesso invece un pianoforte, che è lo strumento con il maggior armonici possibili, lo puoi sentire nella maniera più meravigliosa. Il problema c'è anche qui, nel senso, il digitale ha portato, il digitale con sé vuol dire anche campionatori di strumenti finti, una tromba che invece di essere un musicista vero è una tromba campionata. Stiamo parlando quindi dei strumenti virtuali, cosiddette orchestrazioni virtuali. Esatto. Siamo sempre nell'ambito del digitale, logicamente. Sì. Questo ha portato a far pensare a molti pseudocompositori che fosse possibile e fosse facile fare una colonna sonora. Per cui e questa è la parte per cui è come tutte le cose: quando la tecnologia non la sai cavalcare
tecnologia o da altre cose, vieni mangiato dalla tecnologia, e quindi succede molte volte che ci sono delle colonne sonore meravigliosamente perfette dal punto di vista tecnico digitale, ma poi gli manca il contenuto. Molto spesso quando parlo con gli altri ospiti che magari hanno, ecco, l'età nostra, diciamo così, si pensa a un certo periodo, diciamo quello dai 70 al massimo ai 90, al massimo proprio, dove c'era una grande creatività, dopodiché c'è stato un grande artigianato, però la creatività è andata man mano perdendosi. Ti ci ritrovi in questo? Questo sì, perché è andato avanti il fatto di avere la comodità di non dire a uno strumentista: guarda, hai suonato quella nota lì, è stonata, e invece dire: non ti preoccupare, lo sistemiamo con l'autotune. Questa è una cosa terribile, perché comunque la maggior parte, Morricone insegna, ed anche altri, molte cose sono state registrate stonate, ma non perché non si poteva intonarle, perché quella cosa lì in quella maniera dava un'emozione. Togliendogli lo sporco perdeva l'emozione. Sì, per cui non è, ripeto, la tecnologia io adoro, perché insomma io sono passato dall'analogico vero al digitale adesso, e quindi lo galop sono felice, per cui però non bisogna, il mix è sempre quello che bisogna stare attento e raggiungere, mai fossilizzarsi, mai dire vabbè, abbiamo l'autotune, non ti preoccupare, c'è il quantizer, c'è questo e quell'altro, arrivederci. Insomma, in sostanza la componente umana continua a essere importante per lasciare il segno, questo è il discorso. Totalmente. Tu mi parlavi dell'accoppiata Brian De Palma Pino Donaggio. Brian De Palma è venuto anche per caso nello studio, segue anche la produzione della colonna sonora, o semplicemente si affidava? No, prima c'è un lungo scambio di idee, di battute, di cambi eccetera tra De Palma e Donaggio, e poi quando abbiamo fatto Passion è venuto in studio, poi non è più venuto al missaggio perché giustamente è indifferente al missaggio come lo missi, nel senso importante è l'esecuzione, per cui lui è stato presente a tutta l'esecuzione dei brani con l'orchestra, con tutto quanto eccetera, ha detto la sua, sono stati fatti i cambi sia dal punto di vista musicale sia che tecnico, sia di riprese eccetera, e quindi no, è molto presente. Comunque è bellissimo il fatto che è venuto durante la registrazione e non durante il mix. I registi non tutti fanno così, diciamo così, preferiscono la seconda parte piuttosto che la prima. Quello è... Vabbè. E adesso ne abbiamo anticipato sulla parte radiofonica di questa intervista. Allora, tu hai partecipato alla registrazione del Postino, colonna sonora di Bacalov, nonché premio Oscar di qualche anno fa. Allora, dici qualche cosa di quell'esperienza. Una cosa che hai anticipato, ad esempio, è che era Bacalov ritornava a fare le colonne sonore dopo un po' di tempo, dove aveva deciso di smettere. Meno male, perché se quelli sono i risultati Bacalov non si discute, perché soltanto che c'è stato un periodo che lui aveva non abbandonato, perché lui contemporaneamente alle colonne sonore, lui la parte concertistica l'ha sempre fatta, un pianista eccezionale, compositore eccezionale, soltanto che erano 4-5 anni che aveva leggermente lasciato da parte le colonne sonore, e il secondo o terzo film, da quando aveva ricominciato, è stato fatto il Postino. Io sono stato felicissimo, perché lui, il maestro Bacalov, si è sempre approcciato alle colonne sonore come un bambino, aveva una curiosità enorme, si metteva lì, non badava tanto alla singola nota o al singolo accordo, ma badava più a quello che la musica ti trasmetteva. Per cui insomma è riuscito a fare con quelle 4 note quel tema che è rimasto indelebile, per cui io penso che conosco lui un disco di Tanghi, evidentemente al piano. Lui era un valentissimo pianista, peraltro, no?
Era un meraviglioso pianista. Tra le tante cose vorrei dirlo, che è una mia cosa che mi fa piacere, che purtroppo quando il maestro Bakalov se n'è andato, poi la famiglia Bakalov ha deciso di mettere il pianoforte personale di Bakalov nel mio studio. Questa è una cosa che mi riempie orgoglio. Infatti abbiamo lo Steinway Gran Coda, ce l'abbiamo nello studio, e sapere che quel pianoforte dove il maestro ha composto continua ancora a suonare e essere registrato per le colonne sonore, insomma, mi dà sì. Un'ultima domanda prima di lasciarci, ed è questa. Tu hai quindi assistito diciamo dagli anni 70, perché di questo si parla, mi hai detto 1975, no? La prima volta che sei stato in uno studio, fino adesso a un cambiamento epocale, quello che l'analogico va dal digitale e via dicendo, anche un cambiamento credo nell'ambito della realizzazione e delle ideazioni delle colonne sonore. Se io ti dicessi a bruciapelo, come lo vedi tu dal punto di vista dell'evoluzione il futuro? Il cinema si sta televisionizzando, anzi direi Netflixando, ma è difficile dirlo. Tu pensi che questo comporterà anche un cambiamento di qualche tipo, estetico, tecnico e quant'altro nelle colonne sonore? Ma io non penso, io sono stato sempre il fautore in anni non sospetti, negli anni 90 dicevo che non c'era assolutamente differenza tra cinema e televisione. Poi purtroppo circa nel 2000 sono stato smentito in maniera clamorosa, perché i registi hanno cominciato a fare tutti i primi piani, la profondità delle scene si è completamente persa, per cui ogni film per una ventina d'anni, no, non una quindicina d'anni, c'erano questi piani che praticamente senza profondità, senza niente, e quindi lì come i nostri adesso, esatto. Per cui la profondità, chiamiamola, del cinema si è persa, nel senso che, e invece devo dire che a dispetto delle piattaforme, a dispetto di Netflix, a diverse tutte quante, i registi che stanno invece dando un cambiamento, stanno ricominciando a dare profondità alle scene, dando respiro, togliendo questi bellissimi e disastrosi primi piani. Sì. Questo cosa comporta? A prescindere dal modo di scrivere una colonna sonora, che questo si può usare uno strumento o un altro strumento, ma parliamo sempre di musica o tematica o di commento. Però la cosa principale, ripeto, ma questo in tutto il mondo, non soltanto in Italia, che il modo di ripresa dei registi ricomincia a essere cinematografico, anche se si vede attraverso un computer. Per cui il compositore che a quel punto scrive la musica non scrive la musica guardando due facce senza niente, vede delle profondità delle cose, per cui anche a livello creativo e di composizione sicuramente si arricchirà la colonna sonora. E questo è importante quello che dici, perché poi alla fine, ecco, la profonda differenza che c'è tra il musicista di colonne sonore e il musicista invece di canzoni o jazz o quello che sia, è che comunque l'immagine, quello che vede, è una costante ispirazione, per cui il ritmo e il montaggio interno sembrano cose scontate, ma in realtà poi alla fine è come si hanno ricadute sulla scrittura musicale. Senti Marco, io ti ringrazio di tutto questo. Questo programma, come vedete, va in onda, la parte radiofonica va all'interno di Classic Rock On Air di Rano Mariengo, mentre la parte video generalmente dovrebbe andare al di fuori delle nostre case, e nella speranza di essere liberati al più presto e che quindi, voglio dire, questioni ben più gravi si risolvano al più presto. Ne saremo felici tutti per tanti motivi. Io ti saluto, ti abbraccio e ti ringrazio. Grazie a te della disponibilità e di parlare della nostra vita lavorativa così importante. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.